Ciao a tutti. Una settimana fa, il 7 lui, domenica, in cui viene in 14, quindi domenica scorsa, e fa la 20ª edizione della cosiddetta serata Rotondi, serata in poesia e musica. L'avevo annunciato su un video precedente, come Fiera del Dugnana, presso la parrocchia di Dugnano Sant'Ignazio del Celso. In realtà è preparato il piano B, diciamo così, anzi l'ho chiamato piano O, perché siamo andati in moratori, gentilmente concesso, perché per via dell'acqua che comincia a piovere, e siamo andati appunto, siamo riusciti a fare comunque questa serata, questo trattenimento, 20ª edizione. Grazie a quelli che ci sono stati, abbiamo avuto comunque alcune decine di spettatori, alcuni di vecchia data, alcuni affezionati, altri qualcuno addirittura per la prima volta. E volevo ricordare queste iniziative perché sono state le 3 serate nel parco, poi ne parleremo ancora perché abbiamo avuto veramente dei momenti molto belli. Volevo sottolineare uno degli aspetti di queste serate, appunto nella 20ª serata Rotondi, proprio il campanile di Dugnan, che è nel logo, nel simbolo della fiera, e si di chi, anzi leggiamo da questa settimana, che è ingabbiato, le binda su, perché hanno messo sui ponteggi e le coperture perché stanno facendo un lavoro di ristrutturazione dell'intonaco, dell'esterno. E tra l'altro domenica scorsa, come avevo anche segnalato sempre nei video, per la chiesa dei Dugnani di Sant'Ignazio del Celso, era anche il giorno in cui si ricordava l'anniversario della consacrazione, avvenuta il 2 giugno del 1907, e allora ecco che è stata l'occasione per ricordare il campanile. Perché sono 75 anni dalla sua costruzione. E allora insieme agli altri anniversari importanti, perché quest'anno è in Regurdacchi, che è il 100° della morte di Giacomo Puccini, che è sempre il 100 anni della morte di Giacomo Matteotti. Ci sono altri ricorrenze importanti, avevamo citato anche la Guardia di Finanza già l'anno scorso perché è il 250° quest'anno, il 160° della Croce Rossa, altri anniversari legati all'Europa, all'Unione Europea, insomma tante cose importanti. Per la nostra comunità locale appunto c'è questa cosa del campanile, e questo primo video è legato al fatto, appunto, al ricordo semplice di questa ricorrenza e al fatto che sia in accadretti lassù gli ufferti per cercare di pagare spese, e appunto che fermi auguri al 75° di questo campanile. Dopo questo video ce ne saranno altri 2 con cui commenteremo in poesia questo avvenimento, perché sono poesie che appunto abbiamo recitato domenica scorsa. Per adesso sarebbe di tutti e arrivederci a presto ai prossimi video. Ciao ciao!